Allora, di nuovo una buona serata, benvenuti a questa puntata di Gioventù Politica. La settimana scorsa non siamo andati in onda, abbiamo dedicato il nostro spazio ai candidati sindaco, ma quest'oggi invece possiamo tornare a parlare con i nostri giovani, quelli che hanno rappresentato il nostro valore aggiunto durante questa lunga campagna elettorale, e cercare di capire come hanno accolto l'esito delle urne, come hanno accolto il giudizio dunque degli elettori, e anche cercare di capire che cosa accadrà in questi 10 giorni che ci separano dall'8 giugno e che cosa succederà anche e soprattutto tra le coalizioni e questi apparentamenti di cui si sta discutendo in questi giorni, alcuni si stanno decidendo proprio in queste ore. Allora, tanti ecco, mi suggeriscono dalla regia innanzitutto che avete la possibilità di partecipare a questa nostra trasmissione, innanzitutto chiamando telefonicamente ovviamente, ma anche partecipando a un sondaggio che attiviamo oggi e poi terremo ovviamente anche nei prossimi giorni. Chiediamo ovviamente chi vorresti come sindaco di Padova tra Ivo Rossi e Massimo Bitonci. Lo potete fare semplicemente mandando un SMS e avrete appunto dopo, nel corso della trasmissione vedremo come avrete risposto e chi evidentemente prevarrà nel vostro giudizio. Vi presento gli ospiti che ho in studio, non voglio portare via tempo al dibattito, al confronto, che questa sera ovviamente si presenta particolarmente acceso. Allora, inizio dalla mia destra dove si trovano i sostenitori di Massimo Bitonci. Abbiamo Riccardo Russo. Buonasera Riccardo, grazie di essere qua. Poi al suo fianco Alessandra Brunetti, buonasera anche a te Alessandra, Nicola Copi Zanin, buonasera Nicola, e Marina Buffoni, grazie anche a te di essere qua. Questa sera vi abbiamo diciamo, messi tutti quanti assieme sotto un'unica voce, però Bitonci sindaco, va bene? Ecco, quindi non faremo distinzioni. Alla mia sinistra invece i sostenitori di Ivo Rossi, sindaco di Padova, abbiamo Marco Ferrero, buonasera Marco, grazie di essere qua nei nostri studi, Damiano Pizzol, buonasera, grazie. Buonasera, poi abbiamo Margherita Colonnello, buonasera a te, e Giuseppe Solazzo, buonasera anche a te Giuseppe. Buonasera, grazie. Poi, allora, questa sera avremo una formula un pochino rinnovata di Gioventù Politica, metà trasmissione, tra un'oretta circa, cambieremo gli ospiti della prima fila, li metteremo in seconda e chi è in seconda verrà in prima ovviamente a dire la sua, anche se poi in questo nostro dibattito ovviamente si può tranquillamente intervenire, anche tra il pubblico appunto, ci sono i microfoni, quindi chiunque può dire la sua. Allora, iniziamo da Riccardo Russo. Allora, Massimo Bitonci è la novità per Padova? Allora, Massimo Bitonci è la novità per Padova dopo 20 anni di mala politica e di mala amministrazione. Massimo Bitonci è la novità, Massimo Bitonci è l'unico che è stato in grado di dimostrare di saper amministrare nel piccolo a Cittadella, e non voglio assolutamente sentire discorsi che Cittadella è come Prato della Valle. Io non ho mai visto nessun imprenditore partire dal grande, ma tutti sono partiti dal piccolo per poi fare grandi imprese e grandi cose. Quindi Massimo Bitonci ha tutte le capacità per amministrare una grande città come Padova. La sua carriera politica è stata una grande carriera perché è sempre stato riconfermato, e quindi questo è il miglior giudizio. Il miglior giudizio è quello del cittadino. Ha fatto 2 mandati da vice sindaco, 2 mandati da sindaco, e adesso attualmente a Cittadella c'è il suo vice sindaco al primo mandato, quindi vuol dire che ci sono 20 anni di governo Bitonci. Riccardo, tu ti aspettavi una percentuale così alta? Allora, io mi aspettavo una percentuale così alta perché sono sempre stato tra la gente, ho passato un mese nelle piazze, la gente si sente che ha voglia di cambiare, ha voglia di una persona che sa amministrare una città, non è stanca del vecchio, è stanca di 20 anni di Rossi Zanonato, è stanca di questa situazione che corre in città. Però voglio solo dirti una cosa, vorrei un attimo... dopo parli ancora? Sì, no, ma un secondo, volevo solo chiudere con una cosa. Volevo mostrare
ai signori che sono davanti al teleschermo, se secondo loro è meglio Ivo Rossi, come ci sono tutte le pubblicità sugli autobus, è meglio Ivo Rossi con vetrine spaccate, è meglio Ivo Rossi l'unica cosa di buono che ha fatto un lago a Padova, meglio Ivo Rossi con questa viabilità inutile, meglio Ivo Rossi con la tassa sulla spazzatura che è aumentata del 350%, non mostrano il bilancio in comune al Consiglio perché non vogliono mostrare le aliquote. Ecco, questo è quello che i cittadini devono capire, che Ivo Rossi sta fregando tutti i padovani. Grazie. Dunque siamo stanchi. Ti fermo. Allora, facciamo rispondere subito. Beh, questa sera possiamo dire è una trasmissione quasi in stile calcistico, quindi potete tranquillamente, come dicevo, non solo intervenire, ma anche... Allora, parliamo con Marco Ferrero. Ora, queste qui erano tutte foto che oggi peraltro circolavano in Facebook. Sì, come rispondiamo? Intanto mi fa piacere ritrovarmi in una trasmissione così frizzante, praticamente satirica, nel senso che queste chiaramente sono cose così buttate lì, prese un po' con dei copia e incolla un po' improbabili. È chiaro che, d'altra parte, cosa possiamo aspettarci da chi ha fatto, come dire, di una delle sue questioni più importanti le ordinanze contro i cibi etnici? Qua bisogna stare attenti perché i ristoranti cinesi rischiano di chiudere, perché quando si dice che il problema della città, come ha fatto Bitonci nel 2011 a Cittadella, è il kebab, adesso sinceramente forse è un problema a Cittadella, ma non mi pare che possa essere un problema a Padova. Cioè qui siamo di fronte a un amministratore che appunto ha governato per tanti anni, 20 anni, 5 più 5 più 5 più 5, prima da vice sindaco e poi da sindaco. Adesso evidentemente, siccome non può più fare il sindaco a Cittadella perché c'è il limite del doppio mandato, naturalmente dov'è che viene? Viene a fare il sindaco a Padova, forse perché la Lega in caduta libera sa che nelle prossime politiche, se ci saranno, probabilmente saranno cancellati. Alla poltronissima Roma da capogruppo al Senato e si dimette da capogruppo al Senato per venire a fare il sindaco nella città dove è nato. Speriamo che si dimetta, perché fino adesso sta facendo campagna elettorale da 3 mesi, stipendiato da noi, perché non ha mica rinunciato al suo stipendio da parlamentare. Beh, insomma, era sempre dappertutto nelle piazze. Non credo che si sia sospeso lo stipendio, no? Quindi invece che... lui è il sindaco. Ivo Rossi lo paghiamo per niente, l'abbiamo continuato a pagare tutti assieme, che avete tutti i microfoni aperti. Intanto mi fa piacere vedere la differenza, no? A parte, certo. La differenza è che noi l'abbiamo lasciato parlare. Uno degli appunti che sono stati fatti... stile che si commenta da solo. Uno degli appunti che sono stati sempre rivolti a Ivo Rossi era il fatto, qual è la differenza di Ivo rispetto a Flavio Zanonato? No? Mamma mia. Intanto è simpaticissimo che in questa campagna elettorale tutti a dare del comunista a Ivo Rossi. Evidentemente le persone che così utilizzano questo argomento sono quantomeno, se non in malafede, hanno poche competenze, poca conoscenza, perché se c'è una cosa che Ivo Rossi non è mai stato è comunista. Anzi, il problema che ha, semmai, è che a volte nelle dinamiche di partito non è percepito come organico, no? Quindi, come dire, già questa è una prima differenza. Ivo Rossi è una persona libera, è un vero liberale, è una persona che vuole innovare, ha portato tante novità in questa città, piste ciclabili siamo i primi in Italia, la percentuale di incremento del verde pubblico è raddoppiata in questi 10 anni, quindi tantissime novità. Quindi un modo di governare sicuramente innovativo che gli ha fatto guadagnare sul campo, essendo un uomo fuori dalle logiche dei partiti, la stima del sindaco Zanonato. Oggi lui ha voglia di cambiare e ha già detto alcune cose molto importanti in questo senso in termini di discontinuità. Se avremo il tempo ne parleremo. Certo. Marina Buffoni, secondo te c'è veramente questa differenza tra Ivo Rossi e Flavio Zanonato, oppure secondo voi ci ritroviamo sempre sulla stessa barca? Innanzitutto io volevo porre una questione di stile. Ho sempre pensato che bisogna portare rispetto per i risultati delle competizioni elettorali, ognuno, anche quelle degli avversari. Ecco dove la prima cosa, dove ci differenzia una coalizione di centrodestra, che portiamo rispetto per gli avversari, ma non li vediamo nemici come voi con questa acredine. Quindi state un po' tranquilli, state sereni e cominciamo a parlare di politica. State sereni non è che sia una frase... ma già li vedo perché sono molto preoccupati, perché noi abbiamo un candidato sindaco che è davvero eccezionale, sotto ogni punto di vista, ma lo dice la gente. Abbiamo incontrato nei quartieri, anche magari nei quartieri quelli particolarmente più rossi, e nei quartieri dove la gente ci ha detto abbiamo sempre votato sinistra e questa volta votiamo Bitonci perché abbiamo bisogno di un cambiamento a Padova, e questo la coalizione di centro-sinistra lo ha sentito
smentito, basti vedere insomma quanti siamo noi questa sera qui e quanti sono gli ospiti del centro-sinistra, perché hanno paura, perché hanno capito Forse perché che i lavoriamo. cittadini padovani vogliono Forse cambiare. perché lavoriamo, I scusate. cittadini padovani vogliono... Allora, mi lascia finire, io dopo Sì, la sì, parola. no, Lascia era solo un terminare. Lì c'è appunto. una Mi lascia- cozzaglia di mi liste lascia civiche finire, fatte da 3 mi lascia persone e finire. dai loro parenti. Qui ci sono dei partiti che sono Mi lascia rappresentativi. finire. Allora, siccome il signore Adesso rispondete, dai. Fa il 25-30%. Siccome il signore parlava della preoccupazione che ha per la chiusura dei ristoranti cinesi, io vi dico che noi siamo È una preoccupati battuta, della un po' di chiusura dei ironia, ristoranti un po' dei di ironia, padovani. un po' di ironia. Dei padovani noi ci preoccupiamo dei padovani, non di chi arriva in Italia senza sapere dove andare a sbattere la testa. spiace, Perché io non voglio venga ricordare colta l'ironia. che questa è l'espressione di quel governo che noi oggi stiamo subendo e che ha votato per l'abolizione del reato di clandestinità, e qui a Padova ne abbiamo i risultati ben chiari. Parliamone, è interessantissimo, e parliamone e qui del reato chiudo, di clandestinità. E qui chiudo. Una Ultima follia cosa. che ha intasato i Ultima tribunali di cosa. fascicoli inutili Ultima e non fa cosa. fare i processi che servono. Mi Proprio auguro, questo, il e reato di faccio clandestinità. un Parliamone. appello, Per e piacere. mi auguro che il centrodestra, tutto il centrodestra, si stringa intorno a Massimo Bitonci per creare quel grande partito che può veramente e in ogni caso battere Ivo Rossi, che non è altro che il gemello uguale di Flavio Zanonato. Certo che il grande partito a Padova, se non c'è a livello nazionale, penso che sia Scusa, un po' voglio un difficile. attimo, No, un secondo, no, velocissimo. no, Dico una cosa solo, Tullio, Sono per favore. frammentato. Allora, Guarda, visto, posso- è Il PD ha preso più del 40%, il centrodestra è frammentato. Se a Padova perché nasce è stata il nuovo davvero- centrodestra è sarebbe una bella stata cosa per la davvero- democrazia italiana. Mi pare improbabile. Prendi il microfono. sì, certo, prendi il peccato che microfono, Bitonci prendi il avesse microfono. 18.000 voti. Dalla seconda linea ci parla Tarzia. Tarzia, Luigi Tarzia. Sì, 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 certo che funziona. Volevo dire ai signori della Lega che noi in 6 mesi Non siamo come... della Lega, siamo di Bitonci, noi ci No, siamo spogliati aspetta, di ogni simbolo. perché vi vergognate adesso in questi giorni, vi vergognate di portare il fazzolottino in questi giorni. Allora ti Nessuno ha la volevo coscienza, dire che non noi in diciamo 6 esatto, mesi guardate. nella civica, noi in 6 mesi di civica abbiamo preso più 5.000 voti di voi che 5.000 esistete voti, da prima e del noi 94. 18.000, signori, 6.000 i numeri voti, più parlano di 6.000 chiaro. voti. C'è un Scusi, volevo testa a dire solo testa, questo. c'è un E 1.000 testa a testa. voti meno Questa è di la Forza verità. Italia in 6 mesi di attività civica. Scusi, Bene, no, no, no. rispondo solo. Dai. 18.000. Allora, voglio dire ai telespettatori a qualcuno della casa, Lega di là? la civica di Massimo Sì, Bitonci sì, ci ha sono, preso ci sono. No, 18.000 ci sono. voti e la civica di Ivo Rossi Dimmi ne ha presi 5.000. quanti voti ha preso Quindi la- i ha numeri preso la parlano Lega. chiaro. Grazie. 6.200. Bene, da 18.000 a 6.000 ci sono 12.000 voti di scarto e questo è il nome Riccardo. di Massimo Bitonci contro il nome di Ivo Rossi. Signori padovani, guardate, Dai. guardate queste cose, Dai, verificatele. Beh, I Dai, numeri in Riccardo. politica sono importantissimi. Esatto. Ed è una cosa Allora, dai. importante. Noi Esatto. siamo davanti con 2 Luigi. punti e mezzo di differenza. E questo fa la differenza intanto. Basta un voto. No, questo fa intanto la differenza. 5 anni fa avevamo meno voti e abbiamo vinto lo Dove stesso. avete il microfono? Questo per noi è importante. E il centro-sinistra, se faremo l'accordo con Ma Fiore, stia è in buono che maggioranza stava in parlando di città, a assessori differenza con vostra Fiore, che pensa ancora solo non al avete, posto, non avete un stia accordo buono, di dai. coalizione. Claudio Gori, Stava parlando dall'altra di parte. assessore, basta, le interessa solo l'assessore. Buono Riccardo, dai, fai parlare. Sì, sì, si sente, si sente. Qui sembra di vedere un capodanno il gioco a tombola, no? Allora, torniamo, avrete preso 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 voti in più, non lo so, a me fatto sta che mi risulta che siamo al ballottaggio. Quindi i cittadini padovani l'8 di giugno esprimeranno con il loro voto la preferenza al candidato sindaco. Quindi stare a fare i conti 2.000 voti in più o i 2.000 voti in meno su 210-214.000 abitanti che saranno chiamati di nuovo al voto l'8 Sono di giugno. 209.000 gli abitanti Va di bene, Padova. la ringrazio perché I in matematica i da numeri sono ragioniere non è che vado importanti in bene. politica. Lei è un commercialista, va bene. Non sono un commercialista. Per fortuna. Allora, Facciamolo finire, dai. Dai, facciamo parlare Claudio un attimo, dai. È che non stiamo a Lei fare i invece conti simpaticissimo. 2000, ve ne do anche 3.000 di L'arroganza della più. sinistra. Ma ci sono, c'è quella parte della cittadinanza padovana che è stanca di un certo tipo di governo, poi magari dopo farò altri esempi, cioè, fisiologico. per cui se a contare ora i 1.000 o 2.000 voti,
mi sembra inutile. Parliamo di politica, di cosa vuol fare uno schieramento o l'altro, per far capire un attimino ai telespettatori quali sono i veri interessi per Padova. Poi i 2000 voti presi ora può darsi che siano al contrario riconfermati all'8 giugno. Però parliamo di politica. Ecco, la differenza è solamente questo, che noi da diversi mesi, da settembre, parliamo di politica, di tutti gli asset della politica. Voi invece parlate solo di un tema che è poverissimo e che offende la storia e la cultura di questa città. E sarebbe solo la sicurezza. Non è Parlate vero, abbiamo parlato di Borgo Magno. cultura, di Bitonci si è viabilità. ricordato soltanto negli ultimi 20 giorni che forse faremo una linea del tram nuova, che forse faremo un ospedale nuovo, che forse c'è un problema di welfare. Non siamo per l'ospedale nuovo. Parlate solo di sicurezza, solo Perché non del siamo Borgo Magno per e della questo. stazione. Solo di questo. Luigi, dopo vieni qua davanti, facciamo parlare. Cioè la politica è fatta di tanti asset. Non si può parlare solo di Vogliamo sicurezza. parlare degli alberi che continuamente vengono tagliati. Uno alla volta, ragazzi, uno alla volta. Allora, ragazzi, arriviamo alla fine della serata che a casa non hanno capito niente perché avete tutti i microfoni accesi. Il signore dice che ci occupiamo solo di sicurezza, che è il nostro cavallo di battaglia. Evidentemente il problema c'è. Oltre a questo c'è il problema ambiente. Fatto sta che sul giornale, non so perché non se ne parli, ma ogni tanto un bel po' di alberi vengono abbattuti. Qualcuno dirà la scusa che sono malati. Io non ho mai visto un certificato da chi di competenza che questi alberi sono ci malati. sono dei dirigenti che si assumono delle responsabilità penali. Buoni, Siamo dai, seri. per piacere. Senta un Dai. attimo, senta un attimo. Se voi sapete... Bravo, bravo. Dai. Bravo, Claudio. bravo. Allora perché li tagliate? Pensiamo al lavoro. Vuole che gli faccia un esempio pratico dell'altro ieri dell'interesse di Rossi. Un Posso fare un attimo. esempio specifico che volevo portare Sì, in però questa- dopo lasci Vabbè, parlare dopo anche i lo ragazzi faccio. qua Allora, davanti perché sennò dopo 3 vieni qua secondi davanti. e chiudo. Prego. C'è un cittadino padovano che lavora al Parco dei Faggi a Volta Barossa, a piedi del ponte. Il 6 giugno gli scade il contratto con una cooperativa che ha l'appalto col comune di Padova. E questo personaggio ha minacciato il suicidio perché non hanno lavoro, non ha famiglia e mi ha chiesto, ho conosciuto per caso in via Piovese, perché in uno dei banchetti, non mi interessa il partito, lo parlo come caso umano, se siete d'accordo lo affrontiamo tutti i colori insieme, senza dire chi lo ha fatto. Ecco, il 6 di giugno gli scade questo contratto. Sono 20 giorni che cerca di parlare con l'assistente di Vorossi e Rossi, ho tutte le copie delle mail, eccetera. Non hanno tempo, sono in campagna politica. Ma ci benissimo, se mancherebbe questa altro. persona... Ma ci mancherebbe altro. non sto Un parlando attimo. di... Allora, vogliamo parlare di lavoro? La vogliamo aiutare questa persona? Ma È ci sono solo dei una servizi, non è che riconferma tutti vanno da Cina per burocratica qualunque della cosa, posizione. no? Poi Non siamo dopo, mica prima della Cittadella, fine della siamo a Padova, è una trasmissione, città un po' più grande. lascerò una mail dove qualcuno può scrivere o può rispondere. Ma Il non era candidato. in mezzo alla Sì, gente. davvero sei Cada Rossi e uno- tutti insieme gli diamo una mano, manca solo la riconferma e evitiamo un suicidio. Visto che parliamo di lavoro, visto che Evo Rossi in campagna politica forse non ha avuto ancora Certo. tempo di rispondere. Grazie Claudio. Giuseppe Solazzo, dovevi parlare ancora prima, ma No, qua vabbè, vedo però che le io- seconde fila... Io aspetto volentieri, cioè la scelta che i padovani devono fare l'8 di giugno sarà fondamentalmente tra due idee. Una l'idea di cavalcare la paura e semplicemente di andare a criticare tutto un insieme di cose, mostrando, come dicono qualcuno, come dice qualcuno, di che cosa è stato fatto, che cosa non è stato fatto, Lo dice eccetera, il eccetera. 50% degli elettori che sono Se andati al poi voto. posso parlare però buona, per favore dai, e si vada ad informare che io studio medicina sul nuovo ospedale e lo vado a dire ai pazienti che stanno fuori dalla corsia perché non ci sono i posti e lo vado a dire agli infermieri che sono senza lavoro fuori e le piante organiche che ha fatto la Lega Nord con il fondo schiena. No, no, no. Dai, lasciamo... in tutto questo tempo? Ma forse non hai capito la riforma del titolo quinto, vecchio mio, come funziona la sanità, che è la regione. Ma forse vai a studiare che è una competenza regionale, non c'entra niente il comune. Comunque, insomma, ne riparleremo eventualmente Certo, quando avranno certo. studiato. Quello che sto dicendo è che la scelta è benissimo tra l'idea della paura e l'idea dell'amministrare. Amministrare con tutto un insieme di difficoltà, perché quando per esempio sono state fatte alcune scelte riguardo al tram, riguardo al centro congressi, riguardo allo sviluppo della città, sono state fatte in un periodo storico in cui c'erano i soldi. È inutile dirlo. Per esempio il centro congressi, la fondazione che doveva dare i soldi per fare il centro congressi, ha più che dimezzato quello che era il finanziamento che era per il centro congressi. A fronte di questa cosa qua, o si dice, beh, non si fa più niente, o semplicemente si dice, beh, si sposta, come si è cercato di fare. Si è trovata una nuova locazione, si è fatto un buon, secondo me, risultato,
si è trovato il modo di ristrutturare piuttosto che cementificare, come è stato fatto per esempio a Cittadella, e si cerca di andare avanti su tutta una politica dell'urbanizzazione nuova, per evitare da una parte la città dormitorio e dall'altra parte per cercare di risolvere tutto un insieme di problemi, perché al cittadino dell'Arcella, piuttosto che a quello della Stanga, piuttosto che di tutti gli altri quartieri di Padova, non gli interessa niente poi che ci sia, tra virgolette, il kebabaro piuttosto che quello che vende le robe dei cinesi, eccetera. Ma gli interessa avere un lavoro, gli interessa avere una prospettiva. Solo i kebabari, solo dei kebabari. Ma questa è la politica di Bitonci a questo Cittadella. è quello che parlate. Io, Tullio, se Che posso, capita di passarci. se posso Certo, finisci, certo, Giuseppe. va bene. Dai, per piacere, dai ragazzi. Complimenti, e qua dimostrate che cosa siete, ok? Ognuno dica le sue cavolate, come è stato detto in maniera poco fine. Quello che sto dicendo è... Lasciamo finire Giuseppe un attimo, cercare un di attimo. capire che quando si parla di politica si parla di amministrazione, si parla di scelte, si parla di cose concrete, non si parla come è stato fatto davanti alla sala slot di Mortise, per citare un quartiere che si diceva l'altra volta. È arrivato Bitonci, chiudiamo le sale slot e tutto il resto, e poi si va a vedere a Cittadella che invece ce ne sono, e anzi ne stanno programmando altre due, il Ministero del Tesoro, normativa del Ministero del Tesoro. Quello che sto dicendo è, bisogna un attimino vedere i fatti amministrativi, e poi tutta questa polemica su Zanonato. Posso dirla che io non lo capisco, che Bitonci è da 20 anni a Cittadella? Appunto. Cioè allora incominciamo a dire il vecchio, il nuovo, tutte ste robe qua, e poi è sempre lo stesso? Cioè che significato ha? Quello che io dico è che secondo me i cittadini devono scegliere l'otto, e concludo, sul fatto di dire c'è la speranza o c'è la paura. Io spero che ci sia la speranza per una città metropolitana di Padova più grande, la speranza per una città che riesca a risolvere tutto quello che sono un insieme di problemi che la città ha, è inutile, Certo. è indubbio dirlo. Ok, ti fermo un attimo, allora dobbiamo andare in pubblicità. Volevo però che la regia magari gentilmente mandasse il nostro sondaggio, questo test che stiamo facendo, per capire come rispondono. Per il momento i nostri telespettatori, Bene, i nostri su 20 voti, importante, sì, vincete certo. per 20 voti, ragazzi. Più statistico lascia un po' di Complimenti per 20 voti. Il popolo è sempre sovrano. Sì, E sì, su 20 voti, sono passati solo 20 minuti. Sono passati solo 20 minuti, dobbiamo arrivare alla fine della trasmissione. Allora voi continuate a discutere, noi andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. A tra poco, Gioventù Politica. L'hanno scelto a Roma, l'hanno scelto a Roma Rossa.